Ok, buongiorno a tutti. Siamo qua, che bello stare insieme. E oggi è una giornata un po' diversa perché abbiamo un gruppo di circa 60 persone che sono andate a Firenze oggi, il nostro coro, e tanti altri fratelli che sono a Firenze in questo momento. Ho parlato proprio adesso con loro. Loro sono arrivati bene, già stanno andando verso la chiesa. E come voi sapete che a Firenze non si può entrare con pullman neanche con la macchina. E stanno andando verso la chiesa adesso. Così abbiamo tanti fratelli che sono di là. Oggi siamo pochi qua, ma la chiesa che si va, che si moltiplica. E questo che è prezioso. Leggiamo due brani qua della parola di Dio proprio su questo. Matteo 28, dal versetto 19 e dopo Atti 1:8. Dice così: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E Atti capitolo 1:8 dice così: ma riceverete la potenza dello Spirito Santo quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra. Andare. La Chiesa è stata chiamata così, la Chiesa non è stata chiamata a restare, ma andare. E questo senso di andare e fare discepoli, è interessante che non sono miei discepoli, sono discepoli di Gesù. E quando abbiamo ricevuto la potenza dello Spirito Santo, è per manifestare le caratteristiche delle persone di Dio, le caratteristiche della persona di Gesù. Perciò Gesù, prima di andare in cielo, ha detto questo: andate e fate i miei discepoli. Riceverete la potenza dello Spirito Santo e potete andare a fare i miei discepoli. Oggi questo gruppo, là una sessantina di persone, sono a Firenze e la sfida non è fare soltanto un viaggio, ma di fare dei discepoli di Cristo lì. E è interessante che loro stanno organizzando per questo pomeriggio fare un concerto proprio in centro di Firenze, e è bello sapere che la nostra comunità sta andando a fare discepoli. Allo stesso tempo che usciamo di questo posto qua con la potenza dello Spirito Santo di Dio a fare discepoli di Gesù, non con le nostre caratteristiche, ma chi è la persona di Dio. Perciò adesso stiamo un culto qua per ringraziare il nostro Dio, stiamo vivendo un culto con cuore grato a Dio, stiamo vivendo un culto dove possiamo aprire il nostro cuore a Dio con cuore grato, per sapere che questa potenza dello Spirito Santo è con noi e è questa presenza dello Spirito Santo che noi adoriamo. Perciò siamo qua oggi, pensiamo, oggi siamo pochi, domenica la chiesa era piena, sì, e era piena, oggi siamo in pochi, ma c'è la chiesa sparsa, e è questa la chiesa di Dio. Perciò possiamo iniziare questo culto oggi, riconoscendo che Dio è con noi, la potenza dello Spirito Santo è in noi, e noi siamo in grado di testimoniare chi è la persona di Dio, non per noi, ma perché Dio è con noi. Preghiamo. Tu che sei a casa in questo momento, che tu possa anche pregare a Dio e chiedere che Dio possa guidarti in questa nuova grande sfida. Chiudi i tuoi occhi e pensa nella tua storia, nella tua vita. Andate e fate miei discepoli e riceverete la potenza dello Spirito Santo e mi sarete testimoni. Noi siamo testimoni di qualcosa che abbiamo vissuto. Noi siamo testimoni di qualcosa che abbiamo visto. Siamo testimoni di qualcosa che fa parte della nostra storia. E è la persona di Gesù. È un privilegio andare e essere testimoni di un'esperienza che abbiamo vissuto in Cristo Gesù. Nosso Padre, siamo qua oggi come Chiesa a adorarti. Siamo qua oggi, Padre, a offrirti un culto, la tua presenza, la tua gloria. Vogliamo, Padre, camminare questa mattina scoprendo, Padre, un privilegio di appartenenza a Te. Un privilegio, Padre, di essere Tuo Figlio e di avere lo Spirito Santo che è Dio in noi. Vogliamo, Padre, aprire la nostra bocca, il nostro cuore e con ragionamento manifestare la nostra fede in Te, la certezza e la sicurezza in Te. Benedici tutto quello che vivremo qua.
Allo stesso modo, Padre, questo gruppo che adesso sta preparando una evangelizzazione lì a Firenze, usa ogni persona, usa alla tua gloria, e che possiamo continuare a essere pieno, Padre, della tua presenza. Grazie. Questo culto è solo per te, nel nome di Gesù, Padre. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi, possiamo cantare, adorare, possiamo manifestare questa la nostra esperienza con il nostro Dio. Amém. Lodiamo il nome del Signore con gioia, con allegria. Questa mattina il Signore ci ha svegliato, non siamo svegli, siamo venuti qui per adorare insieme ai fratelli in comunione. Quindi mentre noi cantiamo, tu puoi anche spostarti, puoi abbracciare, complimentare il tuo fratello che non hai ancora fatto, salutare, e noi lodiamo il nome del Signore insieme questa mattina. Amen? Lodiamo il tuo nome, Signore. Con tutto il mio cuore
pastore ha appena parlato della nostra chiesa che è uscita di casa, e noi adesso cantiamo: esci dalla tua tenda, oh figlio mio, ti mostrerò le stelle del cielo. Era la promessa del Signore d'Abramo, e noi dobbiamo uscire. È il comandamento del Signore di non essere chiesa solo qui, ma essere in chiesa anche dai tuoi vicini, nel tuo lavoro, nella tua settimana. Non è che devi viaggiare migliaia di chilometri per far conoscere la parola del Signore. La parola del Signore, le buone novelle, la tua vita trasformata, noi possiamo far vedere anche tutti i giorni nelle nostre vite, anche quello che abita a fianco, anche quello che cammina con noi, quello che nella fermata d'autobus. E il Signore ci fa gli strumenti suoi. Amen? Lodiamo il nome del Signore. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, ti mostrerò le stelle del cielo. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, io ti mostrerò la sabbia del mare, se la puoi contare. Se la puoi immaginare. Andiamo insieme? Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, ti mostrerò le stelle del cielo. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, ti mostrerò la sabbia del mare, se la puoi contare. Se la puoi immaginare, tutto quello che ho sognato per te, figlio mio, ciò che ha fatto la mia mano per te, figlio mio, la mia benedizione sarà su di te. Una nuova storia Dio ha per me, ed un nuovo tempo Dio ha per me, più di quanto avrei sperato mai, sentirò dalla sua bocca, ti benedirò. Proviamo a cantare insieme. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, ti mostrerò le stelle del cielo. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, ti mostrerò la sabbia del mare, se la puoi contare. Se la puoi immaginare, tutto quello che ho sognato per te, figlio mio, ciò che ha fatto la mia mano per te, figlio mio, la
la mia benedizione sarà su di te. Una nuova storia Dio ha per me, tempo, ed un nuovo tempo Dio ha per me, più di quanto avrei sperato mai, sentirò dalla sua bocca, ti benedirò. Una nuova storia Dio ha per me, un nuovo tempo, ed un nuovo tempo Dio ha per me, più di quanto avrei sperato mai, sentirò dalla sua bocca, ti benedirò. Alleluia, tuo nome Signore. Noi ringraziamo te, oh Padre, perché tu sei il Dio fedele e il Dio con noi. E noi ti ringraziamo perché noi abbiamo questa missione, Signore, questa opportunità. E abbiamo anche libertà, Signore, di farlo. Perché tanti popoli non ne hanno, non possono aprire una Bibbia, non possono parlare, Signore, del tuo amore, testimoniare, e noi possiamo. Quindi io ti ringrazio, Signore, e ti lodo il tuo nome perché tu hai permesso questo, perché tu sei un Dio con noi e ci dà la capacità di farlo, Signore. Libera, Signore, la nostra mente, Signore, dacci, Signore, saggezza, perché noi possiamo veramente portare il tuo nome a altri popoli, a altre persone che sono intorno a noi, e che il tuo nome, Signore, sia, Signore, veramente ingrandito, Signore, ogni giorno, Signore, in questo paese e questo mondo, come è la tua ordinanza, Signore, verso la tua Chiesa. Se il sole tramonta e vieni la notte, tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontare, tu sei il mio rifugio. Se nel mare io
portaci, Signore, e conduci, Signore, la tua volontà ogni giorno nelle nostre vite, Signore. Grazie perché tu sei il Dio che ci protegge, il Dio della nostra salvezza, Signore, il Dio che ci alza e che ci riporta su quando noi siamo a negare, oh Padre. E noi lodiamo il tuo nome perché tu sei un Dio meraviglioso, un Dio presente, un Dio che è con noi sempre. Lodiamo il tuo nome, Signore, riceve la nostra adorazione. E Signore, portaci, Signore, la tua parola tramite il pastore Caio, che possa, Signore, veramente noi possiamo uscire di qui trasformati, Signore, pronti, Signore, a fare la tua volontà. E in nome di Gesù, amém. Continuiamo in preghiera. Abbiamo dei fratelli e sorelle che non stanno bene con la salute. E o Riccardo proprio oggi novamente è andato all'ospedale. Preghiamo per Riccardo. La sorella ha parlato della sua sorella che ancora è all'ospedale. E preghiamo. Noi stiamo bene. Ma la Bibbia dice che quando abbiamo un fratello, una sorella che non sta bene, dobbiamo pregare. E la preghiera, la fede può guarire. E che possiamo in questo momento stare in un momento di preghiera. Se tu sei a casa in questo momento, prega per questi fratelli, se noi conosciamo gli altri che non stanno bene con la salute, che possiamo intercedere uno per gli altri e che possiamo sentire una mano di Dio che possa venire, toccare e guarire. Preghiamo. Nostro Padre, pregare per i malati è una responsabilità che abbiamo. Abbiamo un fratello carissimo nostro che è Riccardo, che ancora la sua situazione non sta bene. Agisci la tua mano, la tua guarigione, Padre. Questa sorella, Padre, che è ancora all'ospedale, agisci la tua guarigione. E tanti altri, Padre, che sono in mezzo a noi qua oggi che non stanno bene. O quanto vogliamo vedere la tua mano che tocca, conforta, consola e guarisce. Solo tu, oh Padre, che può manifestare un miracolo e agire. La preghiera, Padre, la preghiera della fede è che può guarire una persona. Io ti ringrazio, Padre, perché tu ci hai dato questa sfida, una esperienza di fede, e tu possa trasformare, oh Padre, ogni situazione. Abbiamo cantato qua, oh Padre, che tu ci fa camminare sulle acque, perché sono delle promesse di una mano potente tua che agisce e ci porta a vedere dei miracoli che non abbiamo visto. Io ti ringrazio perché tu sei il Dio che fa parte della nostra storia. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Ok, cari, continuiamo a pregare uno per gli altri, che questo è prezioso. E stiamo qua a pregare anche per questo gruppo che è a Firenze, che per adesso alle 11 comincia l'incontro là. E continuiamo a pregare. Ma oggi vogliamo continuare questa storia di Atti. Nós stiamo lavorando sul libro di Atti. E è interessante che staremo lavorando su una parola che è una delle parole importanti e base nella predicazione del Vangelo. E qual è la parola? Já ce l'ha, Marco? Oh, inserire già il titolo. Qual è la parola? Che Pietro predica 2 o 3 volte su questa parola. Qual é? Ravvedimento. Não existe chiesa senza le persone che hanno vissuto un'esperienza con il ravvedimento. Ossia, portare una persona a conoscenza di Gesù deve passare per una storia forte, vera di ravvedimento.
E o texto de Atti, capítulo 3, versetto 19 e 20, Atti 3, 19 e 20, dice così: ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro, e che Ele manda il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù. Ossia, quando nós cominciamo a leggere questa storia della Chiesa, e sembra che è una parola che per noi è difficile oggi, ravvedimento. Ossia, io vorrei essere inserito nella Chiesa, ma non passare per un processo di conversione e di ravvedimento. Non funziona. L'inizio, la base della Chiesa è questa parola. Quando Pietro stava predicando in questo momento, stava portando la gente a scoprire o significato di una appartenenza a un popolo di Dio. Ossia, Pietro stava predicando per 2 volte, usando questa parola ravvedimento, in modo che la gente poteva capire: per appartenere a un popolo di Dio, tu devi vivere una esperienza di ravvedimento e un modo di arrivare a una vita con Dio. E è interessante che il primo discorso di Pietro in qua non era basato sul senso di guarigione, di prosperità, è basato sul senso di una trasformazione di vita. Ossia, un ravvedimento mi porta a una conversione. O ravvedimento è la base della proclamazione del Vangelo. E che cosa è il ravvedimento? È riconoscere che io sono un peccatore. Io sono un peccatore, ma è riconoscere che Dio è santo. Quando eu riconosco que eu sou um pecador e que Dio è santo, e per avere questo incontro, chi deve cambiare? Sono io. E questo si chiama la conversione, la trasformazione basata su un ravvedimento, un riconoscimento dei miei peccati. Perciò la predicazione del Vangelo è affrontare il peccato della gente. Perciò noi parliamo dell'amore di Dio quando noi affrontiamo il peccato. Stiamo vivendo oggi una società che ha paura, una società che non vuole affrontare i peccati della gente. E la base del Vangelo è questo: proclamare il Vangelo è togliere la persona dalla vita di peccato. Oggi la Chiesa sta diventando un gruppo di persone molto simpatici, e questo mi preoccupa. Ossia, dobbiamo essere simpatici, non antipatici. Dobbiamo avere delle persone che veramente possano fare di sorriso, ma noi dobbiamo toccare nel profondo del cuore di una persona a portare questa gente a un ravvedimento. Tante volte quando vediamo la gente com o peccato, che cosa noi di solito diciamo? Non preoccuparti, è così, adesso è un nuovo tempo, è un nuovo periodo, fa parte, noi stiamo vivendo così, stiamo camminando in questo modo, non preoccuparti, la vita è così, venga. Non è questo il Vangelo di Cristo. Non è questo il Vangelo che Pietro stava predicando. Non è questo il Vangelo. Noi stiamo abbandonando le conseguenze distruttive del peccato e noi stiamo cominciando a abbracciare le persone senza confrontare le persone con il peccato. E questo non è l'amore. Perché l'amore deve arrivare ao profundo do cuore delle persone e fare vedere la presenza dello Spirito Santo che la persona deve passare por um processo di ravvedimento. Eu devo sapere che il peccato distrugge la mia vita. Eu devo sapere che il peccato distrugge la vita di una persona e noi non possiamo essere dipendenti del peccato, schiavo del peccato o viziato in un stile di peccato. La Chiesa deve confrontare. Perciò la Chiesa deve sapere che noi non possiamo vivere il senso della inclusione sociale. La Chiesa è portare gente ao ravvedimento. Abbiamo parlato domenica scorsa, eu parlo novamente oggi, che stiamo vivendo questo periodo molto pericoloso di inclusione sociale, includere i diversi in mezzo alla Chiesa di Dio. Non c'è base biblica per questo. C'è una base di una società che vive fuori di un modello di Dio. Ma la Chiesa non è stata chiamata a includere i diversi. La Chiesa è stata chiamata, e il telefono suona, la Chiesa è stata chiamata a portare la gente al ravvedimento e alla conversione. La gente è diversa, ma per vivere una esperienza con il Signore deve passare por un processo di trasformazione e la nostra responsabilità è parlare della gente dove è il loro problema.
Hoje nós estamos criando uma teologia, não bíblica, uma teologia per cercare di accettare o peccato delle persone. E nós começamos a prendere testi biblici fuori do contexto bíblico, testi biblici che non c'entra niente con la storia, per cercare di accettare le persone come sono. Dentro della Chiesa vivono le persone che vivono una esperienza con lo Spirito Santo di Dio. Perciò il ravvedimento mi porta a conversione, a una presenza dello Spirito Santo. E è interessante che Pietro qua sta dicendo: ravvedetevi, convertitevi, e adesso tu viverà un tempo di ristoro, un tempo di trasformazione profonda nella tua storia. O nostro início de vida de Cristo è stato il ravvedimento. Se qualcuno qua non ha passato por un processo di ravvedimento, di conversione, non appartiene alla Chiesa di Cristo. Può appartenere a una Chiesa, istituzione, ma non appartiene alla vera Chiesa. O ravvedimento è la mia prima esperienza con il Signore. E noi oggi stiamo trascurando di predicare la parola del Signore, di portare alla gente alla trasformazione. Eu só posso cambiare il mio stile pecaminoso di vita se eu sono confrontato con la parola do Signore. Eu só posso cambiare il mio stile pecaminoso di vita se qualcuno predica la parola che mi porta a una trasformazione, a un ravvedimento. Davanti a questo Dio è che io vedo adesso la mia miseria. Eu não posso appartenere a Dio senza vedere la sua grandezza, la sua santità e vedere la mia miséria de vita. Nós só possiamo essere un popolo di Dio quando eu vivo questa nova experiência com Lui. Tu já hai vissuto una esperienza di ravvedimento? O tu appartieni alla Chiesa perché i tuoi genitori appartenevano? O tu appartieni alla Chiesa perché i tuoi amici appartengono? Tu já hai vissuto una esperienza di profondo ravvedimento dove tu ti riconosci un peccatore? E tu hai bisogno di una trasformazione? È qui che è il senso della Chiesa. Luca 5, 31 e 32. Luca capitolo 5, versetto 31 e 32 dice così. Gesù rispose loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Che cosa dice qua? Continua a dire Gesù. Eu non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei a fare che cosa? Gesù è venuto a chiamare dei peccatori al ravvedimento. Tu ti senti giusto? Se tu ti senti giusto, se tu ti senti meglio degli altri, attenzione, Gesù non è venuto per te. Ma quando tu senti un peccatore che ha bisogno di una trasformazione, di una guarigione profonda, Gesù è per te. Perciò adesso Gesù viene a chiamare dei peccatori al ravvedimento. Luca 13, 4 e 5. E qua c'è un testo molto interessante, potete leggere a casa dopo tutta la parte. Eu só preso 2 versetti. O quei 18 su quali cade la torre di Siloè e li uccisi, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico. Ma se non vi ravvedete, quale conseguenza? Perirete tutti come loro. La mia esperienza di camminata con Dio, eu devo passare per questa storia di ravvedimento. E che cosa è il ravvedimento? Che cosa è il ravvedimento? Riconosce il proprio peccato. E peccato ha nome. Io sono un peccatore. No. Dio perdona tutti i miei peccati. No. Quali sono i tuoi nomi? Qual è il nome dei tuoi peccati? Eu devo riconoscere i miei peccati. Ma non basta riconoscere. Eu devo sentirmi male per il mio peccato. O peccato deve portare nella mia vita quella parola un po' pesante in italiano, un schifo. Eu devo sentirmi male per quello peccato. E quando eu riconosco che questa situazione sta distruggendo la mia vita, è lì che inizia un processo di ravvedimento. E quando eu inizio a riconoscere tutto questo, eu comincio un processo di abbandonare tutto questo mio stile di peccato, perché mi fa male. E adesso inizia un processo di conversione.
funzioni. E adesso que eu posso viver na experiência com o Senhor que é santo. Eu não posso arrivare davanti a um Dio santo com tutti i miei peccati e mantenere o meu pecado nella mia storia. Nós, purtroppo, oggi stiamo vivendo questa situazione di che noi, ai nostri occhi, noi facciamo giustizia umana. Quella persona è buona, no? Quella persona sarà salva. Tu já hai sentito questa frase? Tu já hai detto questa frase? Ah, quella persona è cattiva, quella persona non ha più speranza, quella persona deve essere distrutta, quella persona non merita, quella persona merita. E tante volte noi facciamo questo giudizio umano di merita, non merita, è giusto, non è giusto. Non è così la vita. Eu devo prendere la storia e portare dentro di un principio biblico della parola del Signore e lì vedere la giustizia del Signore. Io non sono il giudice, è Dio il giudice, è Dio che manifesta la giustizia. Perciò che noi dobbiamo manifestare tristezza quando vediamo il peccato nella storia della gente, tristezza quando vediamo il peccato nella nostra storia, e è lì che adesso eu comincio a vivere un'esperienza di ravvedimento. C'è una storia di un personaggio biblico, ci sono due capitoli preziosi della Bibbia, 51, Salmo 51 e 32. Come si chiama questo personaggio che è stato colto in peccato? Come si chiamava lui? Comincia con Dai e finisce con Vide. Davide. E Davide qua racconta della storia bellissima nel suo ravvedimento e nella sua confessione dei peccati. Davide dice così, il grido di Davide, puoi inserire lì Marco. Il grido di Davide, che cosa diceva? Che cosa diceva Davide? Purificami, perché io sono nel peccato. Signore, io vorrei avere un cuore puro. Non respingermi dalla tua presença. E eu vedo que eu sou um pecador e Deus é santo. Deus não cambia. E tu pensa que Deus cambierà perché Dio vuole accettare il tuo peccato. Dio non cambia. Non respingermi dalla tua presença. E dopo c'è una frase che mi piace tantissimo, leggeremo dopo. Rendimi la gioia della tua salvezza. Tu já hai percepito que uma pessoa quando vive no pecado, não existe gioia de cantare, de adorare, de offrire, de stare con la gente, con le persone, de leggere la parola. Perché che la gente non ha gioia nel leggere la parola di Dio? È un problema con la parola? È un problema com o pecado. Ou se o pecado não me fa godere, não me fa vivere la gioia della parola do Signore. Rendimi la gioia della tua salvezza. E qual era a richiesta di Davide qua? Cancella tutti le mie colpe. Quando eu leggo a história de Davide, eu comincio a fare un parallelo com a história de Adamo e de Eva. Qual é a grande diferença tra uno e l'altro? De Davide, Adamo e Eva. E tante volte noi. Questi peccatori sono io. Davide poteva giustificare, ma c'era una bella donna che era di là, era da sola, e io mi sentivo da sola. Oh Signore, era un problema mio. Signore, tu puoi capire la mia situazione, la mia debolezza carnale. Signore, quella donna era là. E Davide poteva giustificare questo. Io soltanto fatto un invito a quella donna e lei è venuta. Oh Signore, no, che cosa Davide fa? Io ho peccato contro te, Signore. Ho sbagliato contro te. Adão e Eva cercavano di giustificare i loro peccati. E tante volte noi abbiamo il problema e cerchiamo di giustificare. E quando entra il ravvedimento, eu devo riconoscere che il peccatore sono io. Ravvedimento è un'esperienza personale, sono io. Perciò che Davide in quel momento, perciò che era un uomo secondo il cuore di Dio, ha commesso questo peccato, ha commesso gli altri peccati. E lui riconosce che lui era o peccatore, perciò che era un uomo che aveva un cuore aperto a riconoscere i suoi sbagli, perciò che era un uomo secondo il cuore di Dio. Questo era Davide. Perciò che io devo imparare questa esperienza di Davide e sapere che il problema sono io. Io non ho peccato perché qualcuno mi ha indotto a peccare. Io non ho peccato perché qualcuno ha fatto qualcosa sbagliata. Sono stato io. Eu não ho usato quella frase in risposta a qualcuno a una frase sbagliata. Sono stato io.
E perciò che lì esiste uma experiência de ravvedimento. E prima di continuare, una acqua per me sarà buonissima adesso. Grazie. Perciò che il ravvedimento è un'esperienza mia con il Signore. E quando eu leggo questa storia di Davide, io faccio una domanda a me stesso e faccio a voi. Quando è stata l'ultima volta che tu hai pianto per causa dei tuoi peccati davanti a Dio? Quando è stata l'ultima volta che tu hai commesso peccato e tu sei arrivato davanti a Dio e hai cominciato a dimostrare il pianto con le lacrime? Quando è stata l'ultima volta che tu sei ginocchiato davanti a Dio e tu hai detto: Signore, mi dà nuovamente la gioia della tua salvezza? Signore, mi dà nuovamente la gioia della tua parola? Signore, mi dà la gioia di cantare, di danzare, di lodarti? Signore, mi dà nuovamente la gioia di stare con i miei fratelli e condividere le tue cose? Perché il peccato sta distruggendo la mia vita. Ossia, quando mi ravvedo, le lacrime devono avere e ginocchiarmi davanti al Signore e riconoscere questo. Ravvedimento è un'esperienza personale. Perciò, invece di giustificare, eu não posso criar uma teologia per giustificare i miei sbagli, ma io devo inginocchiarmi davanti a Dio e riconoscere la mia pigrizia, la mia falta di mancanza di animo, la mia mancanza di volontà con il Signore. E quando eu leggo questa storia di Davide, eu comincio a fare un parallelo anche com a storia do filho pródigo. Per che eu me ravvedo? Perché? Perché eu me ravvedo? E qua é uma coisa muito interessante. Per che eu me ravvedo? Siamo in pochi, possiamo condividere. Perché? Arrivo proprio in fondo. E perché mi ravvedo ancora? C'è un altro passo importante. Arriverò a un punto, ok, hai preso una strada, arriviamo a fundo, arriverò a un punto e eu me avvicino a Dio. Adesso manca só uma frase. Avete fatto? Fundo, mi avvicino, salgo a un livello, mi avvicino a Dio, ma io sono sicuro che Dio, filho pródigo, mi abbraccia, mi perdona e mi sostiene. Eu me ravvedo perché questo Dio santo non mi abbandona. Eu me ravvedo perché questo Dio adesso non rinfaccia i miei peccati. Eu me ravvedo adesso perché Dio non dirà: de novo, Fúrio. Sempre uso Fúrio porque em Brasília sento la sua mancanza de novo, Fúrio. Dio non fa questo. Dio non fa questo. Eu me ravvedo perché adesso eu sento che Dio mi accoglie como io sono. E ho abbandonato questi stili, c'è un ravvedimento, la conversione, e che cosa Dio fa con me adesso? E qua che la mia testa non funziona. Dio vede tutta la mia situazione, vede il mio ravvedimento, vede le mie lacrime, e adesso Dio comincia a fare una festa con me. Dio comincia a fare una celebrazione, perché adesso vede una vita trasformata. E é interessante, nós humanamente cominciamo a pensare: ma il tuo passato, la tua storia, e tu così. Dio non fa così. Perciò che tante volte noi abbiamo paura di Dio, perché abbiamo creato un Dio alla nostra immagine e alla nostra somiglianza. E Dio è completamente diverso. Non importa quello che tu hai fatto. Dio è pronto a darti un abbraccio, a fare una festa con te. Dio è pronto a camminare novamente con te. Dio è pronto a salire sulla barca e andare là a pescare novamente con te. Dio è pronto a fare una chiacchierata con te, ma tu devi vivere questa esperienza di ravvedimento e conversione. È questo Dio amorevole, è questo Dio santo, è questo Dio giusto. Perché in quel momento eu comincio a vedere Cristo Gesù sulla croce, dove porta tutti i miei peccati, e quando mi ravvedo è di là. E adesso eu comincio a dare valore su quello sangue di Cristo. E c'è la mia conversione. E qui entro l'abbraccio di Dio, il perdono di Dio, e mi piace tanto quello testo di Giovanni, quando Dio mi perdona e mi purifica.
ti fa puro novamente. Non importa la tua storia, Dio adesso ti ha purificato perché il sangue di Cristo è puro, l'agnello perfetto che toglie il peccato del mondo. Esiste una risposta divina ao mio ravvedimento. Perciò questa decisione di ravvedimento, di conversione, c'è un Dio presente che mi risponde. Luca 15:10, è interessante che c'è una festa, ma non è solo una festa in terra, dove c'è una festa. Chi legge per noi? Chi può alzare la voce e leggere questo brano? Che cosa c'è in cielo adesso? Gli angeli fanno che cosa? Festa, festa, c'è gioia. Ossia, quando leggiamo la storia della parabola del figlio prodigo, c'è una festa. Quando vediamo questo brano qua, c'è una festa. Quando vediamo questo Dio che vede il mio ravvedimento, la mia conversione, Dio fa un sorriso. C'è una festa. Così io mi ravvedo perché io sento questo grande amore di Dio. Così vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Una delle cose più belle nella vita è quando vediamo una persona che arriva davanti a me e dice: pastore, io ho sbagliato. Ho fatto questo. Io mi ravvedo. Wow! Che cosa deve fare il pastore? Che cosa deve fare ogni persona? È dare un abbraccio in questa persona. È camminare con questa persona. E stiamo insieme novamente, non stiamo qua per giudicare nessuno. Una persona che si ravvede abbandona. E qui che entra la seconda parte di questo brano adesso. Atti 3:20. Atti 3:20 dice così: affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di restauro. Se la mia vita è nella disgrazia, se la mia vita è nella miseria e io mi ravvedo e mi converto, la mia vita vive adesso un tempo di restauro, perché viene dal Signore questo nuovo tempo. O Signore adesso comincia a dare alla mia storia, una nuova vita, un nuovo tempo, una trasformazione. La mia vita adesso c'è un senso. Adesso inizio a camminare con riposo. Adesso eu comincio a camminare com conforto. Adesso eu comincio a camminare com a pace nella mia anima. Adesso la mia vita avrà senso, perché esiste um perdono che guarisce la mia vita. O quanto é bello vivere, camminare e sentir-se perdonato. O quanto é bello vivere, camminare e sentir-se trasformato e purificato do Signore. Eu não ce l'ho più nessuna colpa. Non importa quello che ho vissuto. Con il ravvedimento e la conversione, la mia vita adesso non c'è colpa. Cristo Gesù ha portato sulla croce. E è questa esperienza con il Signore. La mia vita adesso avrà un senso completo, perché noi ritorniamo al Signore. Perché quella immagine e somiglianza di Adamo finisce. E la immagine e somiglianza di Dio entra. E adesso la origine della mia vita si manifesta. Io non sono più a immagine e somiglianza di Adamo. Io sono immagine e somiglianza di quello che mi ha creato, che è Dio. Perciò questo Dio che è pronto a abbracciarmi, camminare con me, è questo Dio che adesso dice: Caio, andiamo. Non guarda più la tua storia con dolore. Guarda la tua storia con perdono. Guarda la tua storia con la purificazione. Guarda la tua storia, perché adesso c'è una nuova vita in te. Ravvedimento è bellissimo nella nostra vita, perché io devo sapere che il peccato mi fa schiavo e distrugge la mia vita. Ma il ravvedimento, io posso avere un ristoro, una trasformazione. E adesso io comincio a vedere le cose con gli occhi dell'eternità e non con gli occhi umani. Io comincio a vedere l'eternità. Quando ricordiamo la storia del figlio prodigo, io posso ricordare adesso la mia storia e il cambiamento della mia situazione. O padre che cosa fa con me? Mi abbraccia. O padre che cosa fa con me? Mi dà gli anelli, cambia il mio vestire. O padre che cosa fa con me? Mi esalta. O padre che cosa fa con me? Prende l'agnello più prezioso e fa una festa con me. O padre in nessun momento dice: io ti ho detto, tu non dovevi andare,
Eu te ho detto, tu non dovevi abbandonarmi in nessun momento. Che cosa tu hai fatto là? Nessun momento. O Padre mi vede pentito e ravveduto. E o Padre mi vede adesso convertito. E fa questo con me. Perciò che il ravvedimento mi fa convertirmi e la conversione mi fa tornare a casa del Padre. E nella casa del Padre eu trovo vita e soddisfazione. Viviamo con una società con la gente completamente insoddisfatta. Insoddisfatta com lavoro, insoddisfatta economicamente, insoddisfatta com família, insoddisfatta com se stesso, insoddisfatta com tudo. Perché manca uma experiência de ravvedimento. Manca uma experiência com Dio. Porque quando c'è questo, la mia vita è soddisfatta. Non importa le circostanze, io sono contento. Io vivo nella gioia. E finiamo com o texto de Salmo 51, 12. Che cosa dice? Rendimi tua salvezza. Mi sostenga. Uau! Davide stava dicendo questo. Dopo che ha commesso tanti sbagli, rendimi la gioia della tua salvezza. E un spirito volenteroso mi sostenga. Tu já hai vissuto questa esperienza con il Signore? Tutti noi siamo peccatori. Tutti noi siamo miserabili. Tutti noi. Ma quando viviamo questa esperienza di ravvedimento, la nostra vita cambia. Perciò che la gente che non conosce il ravvedimento e la conversione chiamano di pazzi, perché non riesco a capire questa nuova esperienza con il Signore. Che io possa imparare o senso di dare opportunità a una gente che si ravvede, che si trasforma. Che io possa imparare quello che ho imparato dal Signore. O Signore mi ama. Preghiamo. Pensa nella tua vita. Adamo e Eva guardavam fuori. Davide guardava se stesso. Come sta la tua vita con il Signore? O termômetro è la gioia della salvezza. O termômetro è la gioia della parola del Signore. O termômetro è la gioia di una preghiera. O termômetro è la gioia di stare con i fratelli e sorelle. O termômetro è sentire questa pace, serenità, conforto, consolo nel Signore. Quando tutto questo esiste, è perché ho vissuto questa esperienza di ravvedimento, di conversione. Ma se sta mi mancando qualcosa, c'è qualcosa nella mia vita che io devo abbandonare. E se Dio ti ha rivelato nel tuo cuore qualche area, è lì che tu devi confessare al Signore i tuoi peccati. Peccato non è per giustificare. Peccato non è per creare una teologia per cercare di giustificare quello che io sono. Peccato non è per dire qualche giustificazione umana. Peccato no. Peccato è contro Dio. È lo stesso nel periodo di Adamo e Eva. È lo stesso nel periodo di Davide. È lo stesso nel periodo di Gesù sulla terra. È lo stesso oggi. La nostra prepotenza umana è cercare di giustificare che siamo negli altri tempi. Ma no. È uguale. Perciò è questo che io devo abbandonare con ravvedimento e vivere adesso una nuova esperienza con il Signore. Nosso Padre, tante volte la tua Chiesa ha perso la gioia. Tante volte la tua Chiesa ha perso l'allegria della salvezza. Tante volte la tua Chiesa, la tua gente ha perso la soddisfazione in te. Tante volte troviamo delle persone tristi, senza passione, senza animo, senza entusiasmo. Tante volte troviamo delle persone insoddisfatte.
perché c'è qualcosa che deve essere cambiato. E è un'esperienza personale con te. E la guarigione esiste quando esiste un passo di ravvedimento. L'inizio della Chiesa, Padre, inizia con questa frase, con questa parola: ravvedetevi, convertitevi. È lì che inizia la tua Chiesa. E continua, Padre, fino a oggi, l'esistenza della tua Chiesa, con ravvedimento e con la conversione. Io ti chiedo, Padre, che la tua gente qua possa vivere questa esperienza. Se c'è qualcuno, Padre, qua che já ha vissuto una esperienza con te, ma oggi si sente deluso, si sente giù, che lo Spirito Santo possa rivelare le aree che deve avere una profonda trasformazione. Rivelati. E che possiamo vedere, oh Padre, una trasformazione di una gente, di un popolo che dica: rendimi la gioia della tua salvezza, purificami, sono stato io. Grazie, oh Padre, perché tutti i personaggi biblici hanno sbagliato, ma hanno vissuto l'esperienza di un ravvedimento e conversione. Grazie. E questo ci insegna, Padre, che loro hanno peccatori come me e tutti noi abbiamo bisogno della tua grazia. E grazie per il tuo amore che mi sostiene, mi abbraccia e che mi fa camminare nuovamente nella via giusta, nella tua via. Rendimi la gioia di appartenenza alla tua Chiesa, a te, nel nome di Gesù. Amém, Signore. Amém. Che Dio vi benedica. E se tu vuoi vivere questa esperienza di ravvedimento, non lasciare per dopo. È oggi, è adesso. Perché voi non sapete o quanto è bello questo. Già ho vissuto questo. E voglio continuare a vivere questa esperienza con la gioia del Signore. Se tu oggi hai fatto questa decisione, puoi parlare con noi e dire: pastore, io vorrei camminare in questa novità di vita, in questa gioia, perché è meraviglioso camminare con il Signore. Amém? Possiamo stare in piedi? Momento di offerta, momento di consacrazione, momento di portare le decime. È un'obbedienza alla parola del Signore. Mentre cantiamo, facciamo questo. Siamo grati al nostro Dio perché ogni mese stiamo vivendo un'esperienza meravigliosa in questa area. Non abbiamo debiti, carissimi. Tutto pagato. Grazie a Dio. E la Chiesa continua con la sua fedeltà. Grazie al nostro Signore. E grazie alla vostra generosità. Facciamo questo con gioia e allegria. Quale cantico? Cristo sei il mio rifugio. Cristo sei il mio rifugio. Cantiamo e adoriamo e offriamo. Cristo sei il mio rifugio, in te io confido. Cristo sei il mio rifugio, in te mi fido, Signore. In te mi fido, Signore. Cristo sei il mio rifugio, in te io confido. Cristo sei il mio rifugio, in te mi fido, Signore. In te mi fido, Signore. Ho una speranza, ho una speranza, ho un futuro, regali del Signore.
vita e potenza, vita e potenza, per liberarmi, questo credo, sì io credo, Cristo sei il mio rifugio, in te io confido, Cristo sei il mio rifugio, in te mi fido Signore, in te mi fido Signore, in te mi fido Signore, in te mi fido Signore. Padre Santo, grazie per queste offerte, Padre, per queste decime che sono state versate qui, Signore. Io ti chiedo, Padre, che questi soldi, Signore, questa risorsa possa moltiplicarsi, Padre, per il progresso della tua Chiesa, perché noi possiamo crescere e arrivare dove non siamo arrivati ancora. Benedici la tua Chiesa, benedici le nostre vite, grazie per la tua parola, nel nome santo di Gesù. Amen. Gli avvisi, non dimenticare il culto di Pasqua alle ore 8, ok? 8, come sempre facciamo, arriviamo qua senza mangiare niente, senza bere niente, acqua sì, ok? Faremo il culto e alle 9h30 più o meno sarà la nostra famosa colazione, ok? O Fúrio porterà 5 o 6 pesci, staremo mangiando come Gesù ha preparato i pesci, ok? Rico. Sì, è quello, abbiamo preparato qua, sì, faremo una festa qua, culto di Páscoa, e sarà un musicale di Páscoa, ok? O coro starà si presentando anche, c'è il coro, e stiamo con circa 40 voci, sarà molto bello, così, culto di Páscoa alle ore 8, e dopo faremo la colazione là nella sala nera, né? Faremo nuovamente una grande festa, come abbiamo fatto la settimana scorsa, ok? Gli altri avvisi, ho avvisato ieri no gruppo di giovani, stiamo iniziando un corso di omiletica, quello che voglio predicare, ok? Se tu hai interesse in questo potete parlare con me o con il pastore Sandro e staremo facendo questo corso di omiletica. Gli altri avvisi, pregare per questo gruppo che ritorna oggi, sono andato a Firenze, e questo Puma e queste 3 macchine possono ritornare bene questa sera, ok? E gli altri avvisi? Dio vi benedica, grazie, ciao. Buona settimana, che Dio vi benedica. E sei a casa, una bella settimana anche a te.